Davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto è per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma e in Vaticano il 7 e 8 maggio per una serie di incontri mirati a migliorare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La visita arriva in un momento di tensione diplomatica, con recenti critiche di Donald Trump all'Italia per la sua scarsa partecipazione alla guerra in Iran. Rubio avrà un incontro con il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. La visita si inserisce in un tentativo di riavvicinamento diplomatico, mirando a stabilire canali di cooperazione più cordiali. La missione è strategica per rafforzare i legami internazionali e sottolineare l'importanza dell'Italia nelle dinamiche geopolitiche globali. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi si riaccende con nuove accuse contro Andrea Sempio, l'unico indagato dalla procura di Pavia. Sempio è accusato di omicidio volontario con aggravante di crudeltà, in quanto secondo gli inquirenti avrebbe ucciso Chiara per motivi sessuali legati al rifiuto delle sue avance. La difesa contesta il movente e si prepara per l'interrogatorio del 6 maggio. Nuove prove, tra cui messaggi controversi su forum online, sono emerse, ma Sempio sostiene che si trattasse di un'infatuazione per un'altra ragazza e non per Chiara. La procura ha modificato l'imputazione, escludendo Alberto Stasi dal caso, aprendo la strada a una revisione del suo processo. Il caso continua a evolversi, con l'interrogatorio di Sempio e l'analisi delle testimonianze chiave in programma. Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, segnando un cambiamento nella strategia di difesa globale degli Stati Uniti. La decisione fa parte di un piano più ampio per concentrarsi sull'Indo-Pacifico. Il presidente ha anche criticato l'Italia e la Spagna per non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti, soprattutto nella guerra in Iran, accusando l'Italia di rifiutare l'uso delle sue basi militari e la Spagna di non spendere abbastanza per la NATO. Questo ha sollevato preoccupazioni sul futuro dell'alleanza, con la crescente frustrazione di Trump nei confronti dei suoi alleati europei. La NATO si trova ora in una posizione delicata, con il rischio che una riduzione della presenza militare americana possa favorire la Russia e minare la coesione interna dell'alleanza. La necessità di un impegno maggiore da parte dei paesi europei nella difesa comune è più urgente che mai. A Marsala, la Polizia di Stato ha sequestrato 17 kg di ecstasy, per un valore di circa 780.000 euro. L'operazione ha portato all'arresto di 2 trafficanti, un uomo e una donna, trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy destinati alle piazze di spaccio locali. L'inchiesta, che mira a contrastare il traffico di stupefacenti dal nord Europa, ha evidenziato il pericolo dell'ecstasy, una droga sintetica molto consumata dai giovani. Questo sequestro rientra in un'ampia strategia di contrasto allo spaccio nella zona, con precedenti sequestri di droga. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha riaffermato l'impegno dell'Italia per la libertà di stampa in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e della Giornata Nazionale dei giornalisti uccisi.
Tajani ha sottolineato che la libertà di stampa è fondamentale per la democrazia, il progresso e la trasparenza. I dati dell'UNESCO mostrano un preoccupante aumento dei giornalisti uccisi, passando da 74 nel 2023 a 96 nel 2025. Molti giornalisti lavorano in condizioni pericolose e sotto minaccia. L'Italia, impegnata a difendere la libertà di stampa, partecipa attivamente a iniziative internazionali per proteggere i giornalisti, sottolineando l'importanza di sostenere chi difende i valori democratici. Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stato convocato per un interrogatorio il 6 maggio dalla Procura di Pavia. Sempio, accusato di omicidio volontario, è ritenuto responsabile della morte della giovane, avvenuta il 13 agosto 2007. La Procura ha aggiornato le accuse rimuovendo il concorso con Alberto Stasi, già condannato a 16 anni per l'omicidio. Nel frattempo sono emersi post controversi scritti da Sempio in un forum di seduzione, dove ha fatto un'ossessione per una ragazza, ma ha escluso ogni collegamento con Chiara Poggi. La difesa sostiene che questi post siano legati a un'altra ragazza della sua compagnia di amici, senza alcuna connessione con la vittima. L'avvocato di Sempio, Angela Taccia, ha difeso il suo cliente, sostenendo che le sue affermazioni siano dovute a un infantilismo adolescenziale e non a un'intenzione criminale. Inoltre, alcuni dei messaggi hanno suscitato preoccupazioni per le riflessioni disturbanti di Sempio sulla violenza, ma la difesa ha richiesto che queste siano considerate come espressioni immature e non come prove concrete del suo coinvolgimento nell'omicidio. Il caso, che ha già visto la condanna di Stasi, potrebbe prendere una piega diversa se il nuovo interrogatorio portasse alla conferma della responsabilità esclusiva di Sempio. L'indagine è ancora in corso e il futuro processuale dipenderà dalle nuove evidenze alle decisioni difensive. In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e della Giornata Nazionale dei Giornalisti Uccisi, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito l'impegno del Paese nella difesa della libertà di stampa. Tajani ha sottolineato l'importanza di un'informazione libera e trasparente come pilastro fondamentale della democrazia, nonché come elemento imprescindibile per il progresso e l'innovazione sociale. In tal senso, ha evidenziato come la libertà di stampa consenta ai cittadini di essere informati e partecipare attivamente nelle decisioni politiche e sociali. Tuttavia, i dati diffusi dall'UNESCO sono preoccupanti. Nel 2025 sono stati documentati 96 giornalisti uccisi, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti, segnando un deterioramento della situazione della libertà di stampa in molte regioni del mondo. La violenza contro i giornalisti è una grave minaccia che implica non solo un pericolo per la vita dei professionisti dell'informazione, ma anche per il diritto dei cittadini a ricevere informazioni verificate. Tajani ha inoltre ricordato che l'Italia svolge un ruolo cruciale a livello internazionale nella promozione della libertà di stampa, partecipando a iniziative globali come la Media Freedom Coalition. L'Italia è anche membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, un'opportunità che permette al Paese di continuare a promuovere la protezione dei giornalisti, soprattutto in contesti difficili.
L'impegno dell'Italia è volto a sostenere i giornalisti che ogni giorno rischiano la propria vita per garantire il diritto alla libera informazione. Tajani ha concluso affermando che l'Italia continuerà a schierarsi a fianco di chi difende la libertà di stampa e i valori democratici. Il 28 aprile 2026 un devastante incendio boschivo ha colpito il monte Faeta tra Lucca e Pisa, distruggendo circa 800 ettari di terreno e minacciando numerose abitazioni. L'incendio, che ha costretto l'evacuazione di oltre 3.000 persone, è stato alimentato dal vento e ha raggiunto il comune di San Giuliano Terme. Le indagini hanno portato all'individuazione di 2 operai di una ditta di giardinaggio accusati di incendio boschivo colposo. I 2 uomini, incaricati di potare un oliveto, avevano bruciato i residui della potatura, ma le fiamme sono sfuggite al loro controllo, scatenando il rogo. Le operazioni di spegnimento, coordinate dalla regione Toscana, hanno visto l'impiego di squadre aeree di terra, tra cui Canadair ed elicotteri, per fermare l'avanzata delle fiamme. Il 1° maggio il calo del vento ha facilitato le operazioni, e la situazione ha mostrato segni di miglioramento. Non si sono registrate vittime, ma sono stati danneggiati 3 edifici e altre 2 case hanno subito danni minori. I 2 operai hanno ammesso di non aver verificato correttamente che le fiamme fossero estinte prima di allontanarsi, concludendo che la negligenza fosse la causa dell'incendio. Le indagini continuano e le autorità locali hanno sottolineato l'importanza di seguire le normative sullo smaltimento dei residui agricoli, soprattutto nei giorni ventosi, per prevenire simili disastri in futuro. Il 2 maggio 2026 un tragico incidente ha scosso la comunità di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, quando un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel lago di Como. Il giovane, in compagnia di alcuni amici, si era tuffato da un pontile per fare un bagno, ma non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto. I vigili del fuoco e il personale del 118, supportati da sommozzatori e un elicottero, hanno avviato le ricerche. Dopo ore di lavoro, il corpo del ragazzo è stato recuperato a 10 metri di profondità. Nonostante i tentativi di soccorso, la morte del giovane è stata confermata. Il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare la popolazione sui pericoli di luoghi come il lago, dove il divieto di accesso non è sempre rispettato. Le indagini sono in corso per determinare se la morte sia stata causata da un malore improvviso o da altre circostanze, come difficoltà nel nuoto. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la tensione commerciale e politica tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. In un messaggio pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, una mossa che si inserisce in una ristrutturazione strategica delle forze militari americane in Europa. Il ritiro fa parte di un piano più ampio che mira a concentrarsi maggiormente sulla regione dell'Indo-Pacifico, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati della NATO, con la Germania che si trova ora a fronteggiare il rischio di un ridimensionamento della presenza militare statunitense. Oltre alla Germania, Trump ha criticato aspramente l'Italia e la Spagna, accusandoli di non aver supportato adeguatamente gli Stati Uniti nelle operazioni in Medio Oriente. La reazione di questi paesi è stata variegata, con la Germania che ha sottolineato l'importanza per l'Europa di assumere maggiori responsabilità nella difesa comune, mentre la Spagna ha minimizzato le critiche, confermando comunque la sua posizione al fianco della NATO. Questo scenario solleva interrogativi sulla solidità della NATO e sull'unità tra i membri dell'alleanza.
Se la politica di disimpegno da parte degli Stati Uniti dovesse continuare, l'alleanza rischia di indebolirsi, con possibili implicazioni sulla sua capacità di rispondere alle sfide globali, inclusa la minaccia russa. L'incertezza che si crea potrebbe spingere Mosca a intensificare la sua influenza in Europa, approfittando della frammentazione interna della NATO. In questo contesto, gli alleati europei si trovano di fronte alla necessità di rafforzare la loro difesa comune, se vogliono mantenere la coesione all'interno dell'alleanza. Un'importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 17 kg di ecstasy, con un valore di mercato stimato di circa 780.000 euro. L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Marsala, il Servizio Centrale Operativo e la Cisco di Palermo, ha preso di mira il traffico di stupefacenti provenienti dal nord Europa, destinati a rifornire le piazze di spaccio di Marsala, Mazara del Vallo e zone limitrofe. Durante l'intervento sono state sequestrate circa 26.000 pasticche di ecstasy, MDMA, suddivise tra pillole di colore azzurro e rosa, e polvere di ecstasy. Il carico di droga era pronto per essere distribuito nelle piazze di spaccio locali. L'operazione ha portato all'arresto di 2 individui, un uomo di origini tunisine con precedenti per furto e minacce e una donna di origini tunisine incensurata e con permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L'uomo era stato visto diverse volte entrare nell'abitazione della donna, situata nel centro storico di Marsala, dove trasportava voluminose buste che riponeva nel portabagagli della sua auto. Durante l'intervento della polizia, la donna è stata sorpresa mentre trasportava delle buste contenenti droga che sono state prelevate dal complice e messe nel veicolo. I due sono stati trovati in possesso di oltre 16 kg di ecstasy pronti per essere distribuiti e arrestati. Entrambi sono stati portati in carcere con il provvedimento di custodia cautelare disposto dal GIP di Marsala. Questo sequestro rientra in un quadro più ampio di contrasto allo spaccio di ecstasy nella zona. Il 7 e 8 maggio 2026 il segretario di Stato americano Marco Rubio ha visitato Roma e il Vaticano per riavvicinare le relazioni tra Stati Uniti, Italia e la Santa Sede. Questo incontro arriva in un contesto diplomatico teso dopo le recenti critiche di Donald Trump verso l'Italia e la Spagna per la loro scarsa cooperazione nella guerra contro l'Iran. Rubio ha incontrato di Stato Vaticano Pietro Parolin, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra Washington e il Vaticano, in un momento cruciale per le dinamiche internazionali. Il programma della visita ha previsto anche incontri con il governo italiano. Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani per discutere le questioni di politica estera e cooperazione internazionale, mentre è stato previsto anche un possibile colloquio con il ministro della difesa Guido Crosetto e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La visita è vista come un tentativo di stabilire un riavvicinamento tra Roma e Washington dopo le difficoltà diplomatiche legate alla posizione italiana sulla politica estera degli Stati Uniti. La visita di Rubio ha assunto un'importanza strategica in quanto l'Italia deve bilanciare le sue alleanze internazionali con le sfide interne e la crescente pressione geopolitica. La missione del segretario di Stato riflette il desiderio degli Stati Uniti di rafforzare i legami con un alleato chiave in Europa, nonostante le divergenze politiche. In un contesto di alleanze in evoluzione e sfide geopolitiche, la visita di Rubio sottolinea l'importanza dell'Italia come partner strategico per gli Stati Uniti, con implicazioni per le operazioni internazionali e la posizione dell'Italia nella politica globale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un aumento al 25% dei dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea a partire dalla prossima settimana. Trump ha giustificato questa decisione accusando l'UE di non rispettare un accordo commerciale siglato nel 2025. Sebbene le auto prodotte negli Stati Uniti siano esenti da queste tariffe, la mossa segna un ulteriore inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa,
alimentando le tensioni nel contesto della guerra commerciale in corso. La Commissione europea ha prontamente reagito, definendo inaccettabile la decisione e sottolineando che l'UE ha rispettato gli impegni presi. Ha inoltre avvertito che tutte le opzioni sono aperte per difendere gli interessi europei qualora le misure americane fossero ritenute incompatibili con l'accordo. Il presidente della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, ha criticato l'inaffidabilità degli Stati Uniti e ha esortato l'UE a rispondere con fermezza. L'accordo commerciale del 25 tra Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prevedeva una riduzione dei dazi a un massimo del 15% sui beni europei, ma Trump ha accusato l'UE di non rispettare gli impegni, senza fornire dettagli specifici. L'aumento dei dazi avrà un impatto significativo sul settore automobilistico europeo, con possibili aumenti dei prezzi per i consumatori americani e pressioni sulle case automobilistiche. Le possibili reazioni dell'UE includono contromisure estendendo le tariffe su altri settori come l'acciaio e i prodotti agroalimentari, con il rischio di una nuova escalation commerciale tra le due potenze economiche. Il 1 maggio 2026 ha visto una forte mobilitazione a Marghera, cuore della manifestazione nazionale, con CGIL, CISL e UIL riunite per chiedere un lavoro dignitoso. Il tema centrale della giornata è stato il miglioramento delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, al divario salariale e alla lotta alla precarietà. La scelta di Marghera come luogo simbolo per l'evento non è casuale, essendo il polo industriale veneziano un luogo emblematico delle difficoltà occupazionali derivanti dalle trasformazioni economiche e ambientali. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato il contributo inaccettabile delle oltre 1000 vite perse ogni anno per incidenti sul lavoro, ribadendo che la sicurezza è un dovere che non ammette rinunce. Dal palco di Marghera i segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno evidenziato il bisogno di un cambio di rotta. Maurizio Landini ha invocato contratti rinnovati e salari adeguati, Daniela Fumarola ha condannato i contratti pirata e Pierpaolo Bombardieri ha chiesto più tutele e un impegno concreto sulla sicurezza. Nel contesto della discussione sul decreto lavoro, le critiche dei sindacati sono state miste. CISL e UIL hanno riconosciuto alcuni progressi, mentre CGIL ha giudicato il provvedimento insufficiente, ritenendo che non affronti adeguatamente i contratti pirata e non apporti un aumento diretto per i lavoratori. La giornata è stata segnata anche da altre manifestazioni in tutta Italia, con Milano che ha ospitato una grande parata, Napoli un appello contro il lavoro povero e Taranto un evento di impegno civile. Tuttavia, a Torino ci sono stati scontri, innescando polemiche politiche. Il 1 maggio 2026 ha dimostrato ancora una volta quanto il lavoro sia al centro del dibattito sociale. Il 29 aprile la Polizia di Stato ha arrestato 2 malviventi in 2 operazioni separate a Lecco e Como, smantellando 2 distinti gruppi di truffatori che avevano preso di mira anziani vulnerabili. Gli arresti sono stati il risultato di un'indagine congiunta tra la squadra mobile di Lecco e la questura di Como. La prima truffa si è verificata a Lecco, dove una donna di 31 anni originaria della Repubblica Ceca ha raggirato una 48enne e, facendole credere di essere un agente delle forze dell'ordine e convincendola a consegnare gioielli e denaro per proteggere il figlio da problemi legali. Grazie a un'attenta sorveglianza e l'analisi delle telecamere di sicurezza, la truffatrice è stata rintracciata a Como, dove è stata arrestata con la refurtiva in suo possesso, tra cui gioielli e 2000 euro in contante. Poco dopo, un altro anziano è stato truffato a Lecco da un uomo di 60 anni, originario di Napoli, che si è finto un carabiniere. Approfittando della fragilità della vittima, l'uomo l'ha convinta a consegnare denaro, gioielli e addirittura acquistare un lingotto d'oro. Dopo un'altra operazione di pedinamento, l'uomo è stato stato a Monza e arrestato con la refurtiva. Entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere e dovranno rispondere delle accuse di truffa e furto.
Le operazioni dimostrano l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel contrastare le truffe agli anziani, un fenomeno che rappresenta una delle priorità nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, in collaborazione con la Policia Nazionale Spagnola, ha arrestato a Madrid un latitante di 60 anni originario di Taranto, ricercato dal 2022 per una serie di crimini gravi commessi tra il 2015 e il 2017. L'uomo, che era ricercato per estorsione, incendio, truffa e altri crimini, è stato arrestato grazie all'indagine della squadra mobile di Taranto, coordinata dalla Procura di Lecce nell'ambito del progetto Wanted della Direzione Centrale Anticrimine. Il latitante era stato condannato a 13 anni e 9 mesi di reclusione per aver ripetutamente tentato di intimidire un commerciante, prelevando ingenti somme di denaro sotto minaccia di protezione da presunti malavitosi locali e calabresi. Tra gli atti violenti compiuti vi erano esplosioni di colpi d'arma da fuoco e incendi di veicoli e del negozio del commerciante. Nel 2017 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto, trovandosi in possesso di 5.000 euro, il cui pagamento era stato richiesto dai clan. L'arresto a Madrid è stato il frutto di una cooperazione internazionale tra la polizia italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ENFAST Italia, il Servizio Centrale Operativo SCO e la Policia Nacional spagnola. L'indagine, svolta con scambi informativi tra i vari uffici, ha portato gli investigatori italiani a localizzare il latitante nel capoluogo spagnolo dove si nascondeva. Quando i poliziotti spagnoli lo hanno fermato a pochi metri dal suo appartamento, l'uomo ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di eludere l'arresto, ma una volta identificato ha ammesso la sua vera identità. L'arresto segna un importante successo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardanti un possibile ritiro delle truppe statunitensi da Italia, Spagna e Germania hanno